Con Andrea Rossini siamo andati alla Vega di Mestre per visitare gli spazi dedicati alla formazione dei lavoratori e fare il punto proprio sulla situazione degli infortuni in Veneto. Vediamo. Il lavoro negli spazi confinati, come le cisterne, richiede una formazione specifica. Il singolo infortunio può trasformarsi in una catena di incidenti se l'operaio non ha gli strumenti di rilevazione dell'ossigeno o se non è addestrato al recupero della persona infortunata. Al Vega Formazione a Mestre sono circa 200 i lavoratori che ogni giorno seguono i corsi in presenza o in collegamento. Nei 900 metri quadri della struttura ci sono attrezzature per la formazione al lavoro in quota, muletti e sale per l'antincendio, dove provare cosa significa contrastare la spinta di un idrante per spegnere un fuoco. Nel Veneto il 2022 si è chiuso con una incidenza di infortuni mortali superiore alla media nazionale, un bilancio amaro per il direttore tecnico del centro. Le cause sono sempre le stesse: carenza di formazione in alcuni casi, in altri, per quanto riguarda per esempio il settore dell'agricoltura, viene in mente anche questo aspetto, spesso ci sono mezzi magari vecchi che non hanno tutti i dispositivi di sicurezza e con il quale il coltivatore tante volte subisce un ribaltamento dello stesso e, non avendo sistemi di protezione, viene schiacciato. Nonostante siano scomparsi dalle statistiche gli infortuni mortali per Covid, che nel 2021 rappresentavano quasi un quarto del totale, i primi mesi del 2023 vedono il numero di incidenti aumentare nuovamente rispetto allo stesso periodo del 2022. Serve sempre più formazione, ricordano i responsabili del Vega, e macchinari adeguati alle più moderne tecnologie antinfortunistiche.